Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. Schifani e la richiesta di peso per Forza Italia siciliana. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha lavorato alla massima unità possibile della coalizione di centrodestra e adesso chiede spazi per il sud della Sicilia dentro il suo partito. In un'intervista al quotidiano La Repubblica di 2 giorni fa non nasconde il suo pensiero. Non abbiamo bisogno di una Forza Italia con una classe dirigente del nord e con i voti che vengono dal sud, ha detto Schifani. Nel percorso di riorganizzazione di Forza Italia che Berlusconi sta mettendo in atto, non potrà non tenerne conto. La Lega, forse non tutta, prova a difendere Turano. La Lega siciliana prova a difendere l'assessore Turano dagli attacchi provenienti da Fratelli d'Italia e dall'irritazione del presidente della regione. Ieri si è riunito al gran completo il gruppo parlamentare della Lega all'Assemblea regionale. I 5 deputati hanno espresso soddisfazione per l'attività di governo fin qui svolta dai 2 assessori, San Martino e Turano. Tradotto dal politichese vuol dire Turano non si tocca, anche se la segretaria regionale Annalisa Tardino specifica che toccherà a Schifani valutare il lavoro di Turano e decidere su un eventuale rimpasto. Confcommercio, cresce il divario tra nord e sud. L'ufficio studi di Confcommercio ha reso nota l'analisi sulle economie delle diverse regioni italiane, dalla quale si evince l'acuirsi del divario tra il nord e il sud del paese. Il Mezzogiorno avrà una crescita inferiore di 3 volte rispetto al nord. Per la Lombardia si prevede una crescita del PIL nel 2023 dell'1,7%, per il sud invece solo dello 0,5%. Il livello dei consumi vedrà un aumento dell'1,2% al nord e dello 0,4% al sud. Turismo enogastronomico, Sicilia prima in Italia. La Sicilia è la prima meta italiana dei viaggiatori dal punto di vista enogastronomico. Il dato emerge dalla 6ª edizione del rapporto sul turismo enogastronomico italiano. Il 46% degli italiani vorrebbe visitarla per ragioni legate al suo vino e al suo cibo. L'indagine è stata condotta su un campione di 1500 persone rappresentativo della popolazione italiana. Si svuota l'hotspot di Lampedusa, solo 35 migranti ieri nell'hotspot di Lampedusa, malgrado continui il flusso di arrivo dei migranti. Ieri fatto il punto sulla riorganizzazione da parte della Croce Rossa, che gestisce il centro e che garantirà condizioni più umane e servizi adeguati. Nei primi 3 giorni di giugno sono passati dall'hotspot 1250 migranti e nel giro di pochi giorni sono stati tutti trasferiti in altri centri. Il prefetto Valenti, commissario per l'emergenza migranti, ha garantito che vi è stato un vero e proprio cambio di passo e che è stata ridata dignità al centro. Coldiretti Sicilia, regolamentare l'agrovoltaico. Da Coldiretti Siciliana arriva la richiesta di regolamentare, come avvenuto in altre regioni, il settore dell'agrovoltaico. La Sicilia, sostiene Coldiretti, è diventata terra di conquista da parte di chi, in mancanza di leggi e vincoli chiari, sta acquistando o affittando terreni per realizzare impianti agrovoltaici. Si rischia di trasformare migliaia di ettari in luoghi zeppi di pannelli solari. Sia l'agrovoltaico, conclude Coldiretti Sicilia, ma regolamentato, adeguato, sostenibile e soprattutto non spacciato per panacea di tutti i mali. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.